Cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Oggi è domenica 26 luglio e siamo pronti per raccontarvi una nuova edizione di Rive Divine. Eh sì, sembra impossibile, nonostante tutte le difficoltà che ben conosciamo, la Pro Loco di Vittorio Veneto è riuscita anche quest'anno ad organizzare questa bella iniziativa che mette in sinergia le aziende del territorio e che fa conoscere ai partecipanti i prodotti enogastronomici e le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio vittoriese. Siamo pronti, noi vi racconteremo passo dopo passo questa giornata dando voce ai protagonisti e agli organizzatori. Torna anche quest'anno Rive Divine, un'edizione posso dire quasi insperata, però ci siamo anche quest'anno. Allora, quali sono le premesse per questa edizione 2020 di Rive Divine? Sì, ci siamo contentissimi perché tempo fa si pensava di non riuscire a farla, quindi ringrazio la Pro Loco per l'impegno che ci ha messo. È un'edizione che ha registrato tutto esaurito già da un bel po' di tempo. Ci aspettiamo una bella giornata, fortunatamente non fa caldissimo, andremo su posti meravigliosi nelle nostre colline della zona UNESCO tra Carpesica, Cozzuolo e Confin, con qualche tappa anche in zona Sant'Andrea e Meschio, e speriamo che la gente si diverta e che sia una buona giornata per tutti e che Vittorio e la promozione della città continui. Vediamo che anche il vice sindaco ha la maglietta arancione di ordinanza. Quale sarà il suo ruolo oggi? Io ho il ruolo di accompagnare un gruppo nel percorso sud e di coordinare le 18 guide che anche quest'anno si sono messe a disposizione per far sì che l'evento si svolga al meglio. Sindaco, Rive Divine in questa estate 2020, un'estate anomala, c'è. Quanto sono importanti queste iniziative che fanno ben sperare sia per il nostro territorio ma sia anche per il futuro? Tutte le iniziative penso siano importanti, diverse per tipologia, diverse per ambientazione, diverse per momento dell'anno in cui vengono tenute e sono tutte importanti. Però fino adesso sono stati importanti per noi per ritrovarci, per passare belle giornate. Abbiamo cominciato a farle conoscere anche all'esterno, anche ad altri, perché abbiamo capito che sono un importante elemento di traino per il turismo locale e quindi meglio di tutto è il farle conoscere. Quest'anno con l'apporto della Pro Loco siamo riusciti a strutturare queste Rive Divine in modo da avere a disposizione giornalisti di testate importanti, i quali riusciranno a farlo conoscere anche all'esterno e soprattutto a far conoscere tutto l'insieme di tipologie che ci connota, tipologie produttive, agricole, ambientali, ricettive, e quindi riteniamo che quest'anno Rive Divine, oltre che essere una bella giornata da passare fra di noi, diventi importante dal punto di vista commerciale sulla città.
Il nostro viaggio parte dall'azienda agricola Bacicchetti, inserita nel cuore di Ceneda. Ci racconti le peculiarità di questa azienda in cui l'olio la fa da padrone? Sì, diciamo che oltre all'olio e il frantoio nostro aziendale qua coltiviamo anche della verdura, dell'ortaggi. Siccome siamo all'interno della città, diciamo, abbiamo un consumo giornaliero della gente locale qua che è abbastanza, non riusciamo a soddisfare le richieste, diciamo. Che cosa vuol dire produrre al giorno d'oggi l'olio e anche appunto tutti i vostri prodotti che sono proprio a chilometro zero? Beh, oltre al ritorno economico per poter stare in piedi l'azienda, ci sono delle soddisfazioni che sono impagabili a coltivare qualsiasi cosa, secondo me, ma in particolare l'ortaggio, perché ha una varietà di prodotti talmente ampia che ti impegna la testa e ti dà soddisfazioni enormi. Rive Divine ci sta facendo scoprire le eccellenze del territorio. Ci troviamo all'azienda agricola Panegai. Ci racconti la storia e che cosa produce questa azienda? Allora, l'azienda agricola Panegai nasce 18 anni fa da una mia passione per la terra. Sono figlia di agricoltori e anche mio nonno era agricoltore, quindi generazione di agricoltori, dove questa passione ha preso piede. Io ho iniziato con la coltivazione degli ortaggi e la porto avanti tuttora, e l'allevamento di animali da cortile, ortaggi soprattutto stagionali e anche alberi da frutto. Fra tutti questi ci sono anche degli alberi autoctoni di frutti vecchi, tra virgolette, che ormai sono quasi dimenticati, e con piacere oggi sono riuscita a far vedere, insomma, a Rive Divine, che è un bellissimo evento organizzato che dà proprio la possibilità di scoprire il nostro territorio, e sono riusciti appunto a conoscere qualcosa di quello che viene prodotto in questa azienda. Questa azienda è anche una fattoria didattica, fate conoscere anche ai più piccoli dei segreti di cose che forse al giorno d'oggi ormai non si conoscono più. Certo, riusciamo attraverso i nostri percorsi didattici e i nostri laboratori didattici, che sono strutturati per le varie fasce di età, riusciamo a far scoprire ai bambini e ai ragazzi proprio tutte queste tipicità e anche quello che l'agricoltura e la terra ci dà, ecco. Che cosa trovano i partecipanti a Rive Divine quest'anno? Allora, quest'anno qui all'azienda agricola Panegai trovano delle crocchette di patate, una bruschetta con il pomodoro fresco, il basilico e l'aglio, una terrina di barbabietola rossa e le chips di zucchine. Tutto fatto con i prodotti di stagione.
siamo spostati all'azienda agricola Altea, ci racconti la storia di questa azienda? Ciao a tutti, allora siamo appunto in Altea, in località Confin. L'azienda nasce come azienda agricola di produzione di uve glera, atte a prosecco Conegliano Valdobbiadene, e poi nel 2006 abbiamo ristrutturato e aperto l'agriturismo, dove adesso diamo la possibilità a chi viene di soggiornare in 5 camere e a chi è di passaggio in giornata di pranzare o cenare presso il nostro agriturismo. Oggi protagonista della giornata è l'iniziativa Rive Divine e i suoi partecipanti. Come sta andando e che cosa proponete ai partecipanti? Allora, sta andando bene, anche il tempo è clemente e ci sta dando una mano. Oggi proponiamo una pasta fresca ai profumi dell'orto, quindi basilico, pomodoro, una cosa molto fresca vista la stagione. Accompagnati da quale vino? Accompagnati dal Conegliano Valdobbiadene Superiore nella versione Brut e Extra Dry. Quanto importanti sono queste iniziative che servono per la promozione del nostro territorio, soprattutto in questo periodo? Ma io ritengo siano molto importanti, proprio per far conoscere alle persone esterne queste fantastiche colline che tanti forse non immaginano che siano così belle e verdi. Siamo in compagnia di Antonino Sonego, il neoeletto presidente della Proloco di Vittorio Veneto proprio da qualche giorno, e insomma per inaugurare questo suo mandato abbiamo una bellissima giornata di sole e soprattutto abbiamo l'edizione 2020 di Rive Divine che nonostante tutto si è potuta realizzare e sta andando molto bene. Tanti sono i partecipanti e ci racconti com'è andata soprattutto l'organizzazione di questa giornata. L'organizzazione è andata molto bene fino a questo punto e siamo soddisfatti della partecipazione, siamo soddisfatti delle presenze e ci siamo limitati a 200 iscritti perché l'emergenza non ci ha permesso di ampliare il numero e abbiamo gruppi che vanno dai 10-15 persone, quindi permettono a tutti di visitare le nostre bellissime colline e di visitare e degustare i prodotti tipici che propongono le aziende che hanno partecipato a Rive Divine di quest'anno. Una caratteristica di questa edizione, se vogliamo, è quella anche dell'apertura verso l'esterno. Anche gli scorsi anni c'erano tanti partecipanti che venivano da diversi paesi ben al di fuori così del circondario di Vittorio Veneto. Quest'anno avete portato alla scoperta appunto del nostro territorio anche tanti giornalisti e tanti blogger anche che vengono da ben più lontano. Questo è vero, siamo onorati di avere dei giornalisti e dei blogger di levatura nazionale che stanno visitando le nostre magnifiche colline e facendo il percorso con noi, ma la cosa che ci piace, che ci fa piacere sottolineare è il fatto che sulle 200 presenze che abbiamo, oltre 100 presenze, quindi più del 50%, sono persone che si sono iscritte da fuori regione. Abbiamo persone che si sono iscritte dal Friuli, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna e addirittura 4 persone qui in vacanza dalla Sardegna che hanno voluto partecipare a Rive Divine alla 6ª edizione e che mi auguro abbiano delle buone gambe perché i percorsi non sono proprio tutti hanno un dislivello di 400 metri circa il percorso sud e la distanza è di quasi 18 km.
li aspettiamo che arrivino e poi chiederemo anche a loro qual è la loro condizione fisica e qual è stata la loro impressione, ma sicuramente camminando attraverso questi meravigliosi paesaggi, questi paesaggi da fiaba, sono sicuro che avranno apprezzato il nostro territorio. Ora ci troviamo a Il Cortivo e vediamo anche un fantastico spiedo. Raccontiamo un po' questa azienda. Allora, questa è un'azienda storica, sono già 3 generazioni, da Mezzadri, poi piano piano nel dopoguerra si è affermata come azienda. Noi siamo una branca, diciamo, della famiglia. Barel chiaramente ormai è diventato un soprannome del borgo. In realtà io appunto faccio Pagotto di cognome e siamo un'azienda familiare, facciamo prosecco perché siamo nelle colline UNESCO, quindi ci viene tra virgolette facile, però amiamo anche la tradizione, quindi abbiamo lo spiedo che è un classico del nostro territorio, ci piace riproporlo tentando comunque di essere fedeli alla materia prima, questo è importante. Diciamo lo spiedo può essere fatto in varie versioni. Qual è il segreto per fare un ottimo spiedo? Allora, il segreto per fare un ottimo spiedo è cucinarlo. Allora, questo sembrerà una banalità, però lo consiglio a tutti di fare un'ora di cottura in più piuttosto che 5 minuti in meno. Questo sembra banale, ma deve rimanere nella mente di tutti, perché uno spiedo deve essere cotto. Questo è fondamentale. Poi possiamo disquisire sulla salatura, sul tipo di caminetto, sulla legna, e quindi lì chi più ne ha chi più ne metta. Qualsiasi persona abbia un amico, uno zio, un parente nelle nostre zone avrà sicuramente il vademecum delle regole per fare un ottimo spiedo. Bisogna partire da un'ottima materia prima, fondamentale. Secondo me mantenere una certa naturalità del prodotto, non andare a stravolgerlo cercando gusti improponibili e comunque cucinarlo. Rive Divine edizione 2020, nonostante tutto ce l'abbiamo fatta, in tanti stanno partecipando oggi a questa bella giornata. Questa iniziativa in particolare secondo me è fondamentale, questo tipo di iniziativa, perché fa conoscere degli angoli del territorio che altrimenti le persone non riuscirebbero per via diciamo naturale a scoprire. E noi ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto ancora dalla prima edizione, anche spostandoci come azienda in altri luoghi pur di promuovere queste colline. E secondo me tutte le colline UNESCO del Prosecco hanno delle peculiarità importanti e possono veramente, io dico non so, prendersi delle soddisfazioni in futuro dal punto di vista di visibilità, di accoglienza e anche stupire, perché a volte proprio perché nascoste possono riservarci delle sorprese che sono delle chicche. Claudia e Mattia di Due Cuori in Viaggio, blogger direttamente da Alessandria a Vittorio Veneto. Come sta andando questa giornata? Sta andando molto bene, ci piace molto partecipare a questo tipo di manifestazioni che valorizzano il territorio e dove si mangia bene e si beve benissimo. Che cosa avete visitato in questa mattinata e soprattutto che cosa avete assaggiato? Abbiamo assaggiato dell'ottimo vino, abbiamo assaggiato anche degli ortaggi prodotti da un agriturismo che produce appunto delle materie prime in loco. Della frutta che non avevamo mai mangiato e mai conosciuto, perché sono frutti antichi che da noi non si trovano normalmente, e abbiamo bevuto dell'ottimo prosecco. Sì. L'hai già detto, se non l'hai detto bisogna ridirlo. Prosecco. Però voi, a differenza dei partecipanti che stanno compiendo il tour a piedi, invece che mezzo di trasporto avete utilizzato? La Vespa, una super Vespa rossa, e quindi stiamo facendo questo tour in mezzo alle colline, godendoci il paesaggio un po' più velocemente, potendoci spostare anche di più tra un tour e l'altro, mischiando i due percorsi. Esatto.
ovviamente la domanda è d'obbligo, state consigliando ai vostri follower di venire a visitare questo bel territorio? Assolutamente sì, era un territorio che non conoscevamo e siamo rimasti veramente stupiti dalla bellezza delle colline e anche dei borghi che si trovano lungo la strada, quindi assolutamente va visitato questo territorio. Ci tornerete? Speriamo di sì, presto. Una delle tappe di Rive Divine 2020, le rampe. Allora, raccontiamo un po' la storia di questa azienda e poi raccontiamo anche questa bella giornata. Sì, innanzitutto la storia di questa azienda. Noi siamo un'azienda con sede e base a Valdobbiadene. Abbiamo la fortuna di avere di proprietà questi 8,5 ettari in questo paradiso terrestre e circa 3 anni fa abbiamo deciso di aprire questo non so neanche io come definirlo, questo punto vendita che però con il tempo è diventato anche una meta molto, molto richiesta dai turisti e anche dalle persone del luogo, e quindi partecipare a Rive Divine per noi è molto importante perché oltre a unire l'eccellenza dell'enogastronomia si unisce anche appunto un'eccellenza di quello che è il paesaggio che abbiamo qui, che abbiamo la fortuna di avere. Che cosa possono apprezzare i partecipanti quest'oggi? Quest'oggi abbiamo per mangiare abbiamo une lasagne, speck e zucchine, mentre per il bere oggi offriamo un extra brut di OCG Rive di Cozzuolo prodotto con le uve proprio di questo vigneto, o in alternativa un frizzante con le uve però che provengono da Valdobbiadene. Il nostro viaggio di Rive Divine 2020 si conclude al Borgo Antico. Allora, ci racconti la storia di questa azienda e che cosa trovano i partecipanti quest'oggi qui da voi? Allora, partendo dalla prima, è un'azienda nata nel 71 per un vezzo di mio papà che dopo mi ha trasmesso la passione a me, e da una piccola cascina di una vecchia tenuta di 2 famiglie di mezzadri da 30 persone l'abbiamo presa in mano. È una superficie di 20 ettari che gestiamo a vigneto con un approccio tutto nostro, possiamo dire bio. Poi cosa vengono invece a trovare qui i partecipanti a Rive Divine? Trovano del dolce della pasticceria torinese, col quale abbiamo trovato un bellissimo connubio perché abbiamo anche degustato prima i loro prodotti da abbinare ai nostri vini, e trovano 2 eccellenze nostre che sono un Brut Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore millesimato e un Dry Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore millesimato. Poi c'è una piccola sorpresina che è un passito Fiol Petel che glielo serviamo alla fine per sistemare il palato e portarlo a affrontare la prossima tappa. Oltre 200 i partecipanti. Sono importanti queste iniziative che fanno conoscere il nostro territorio, soprattutto in questo momento post-Covid. Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo perché la gente deve calpestare, nel vero senso della parola, il territorio. Io fin prima ho sempre partecipato a Rive Divine, però ero ospite tra virgolette da varie aziende vittoriese. Quest'anno, anche se siamo leggermente per 500 metri fuori, è meglio che li portiamo qui, perché se la gente cammina e frequenta il posto si innamora anche di tutti i scorci che abbiamo, delle camminate, dei scenari che si aprono a ogni curva,
che la gente lo deve fare solo camminando. Concludiamo il nostro viaggio di Rive Divine 2020 con Flavio Uliana, vicepresidente della Proloco di Vittorio Veneto. È tempo di bilanci dopo questa intensa giornata, una giornata che è stata baciata dal sole. Allora Flavio, com'è andata? Sicuramente è andata bene. È stata un'edizione un po' particolare questa di quest'anno, che è iniziato un po' all'insegna della chiusura per quanto riguarda le manifestazioni. All'inizio è saltata la Città del Fiore, poi tutte le associazioni praticamente hanno avuto difficoltà, anzi tutte le manifestazioni praticamente erano state bloccate. Ad aprile ci abbiamo pensato insieme con il sindaco, con il vice sindaco, e c'era la volontà comunque di portare avanti questa manifestazione che è troppo bella. Insomma, ci sono 30 aziende che partecipano e quindi è senz'altro la manifestazione clou da questo punto di vista. Poi un po' alla volta la situazione è un po' migliorata, quindi avevamo anche più libertà di azione e abbiamo pensato facciamo 2 percorsi, e devo dire che se ne facevamo 3 come l'anno scorso avremmo avuto tutto esaurito. Così è stato, infatti una settimana fa abbiamo già chiuso le iscrizioni. La giornata è stata meravigliosa, devo dire anche eccezionale fino al primo mattino, che c'era anche la copertura, insomma, che garantiva una certa temperatura ideale per camminare. E devo dire le aziende sempre stupende. Insomma, questa è la prerogativa, l'ho già detto altre volte, di questa manifestazione, è che in sostanza ti portiamo direttamente in casa dell'azienda, del ristorante, dell'agriturismo, della cantina, del resort, e quindi direttamente dal produttore hai possibilità di assaggiare i loro prodotti. Insomma. Questa appunto è la peculiarità di Rive Divine. Abbiamo sentito tantissimi pareri positivi per questa edizione, per l'edizione di quest'anno. Un plauso agli organizzatori della Proloco, e ovviamente non resta altro che dare l'appuntamento all'edizione dell'anno prossimo. Sì, penso che torneremo più vicini a giugno, insomma, all'inizio di giugno. Quest'anno è andata così, l'abbiamo spostata anche per consentire a tutto il sistema di autorizzazioni, insomma, di poterci sbloccare un attimo, per cui, però insomma un po' alla volta la manifestazione è cresciuta. All'inizio non la conosceva nessuno, quest'anno vediamo che abbiamo un riscontro, questa è la 6ª edizione che facciamo, quindi vuol dire che abbiamo seminato bene, insomma, ecco, siamo, devo dire, ecco, anche come bilancio così visto che sono presidente uscente, insomma, devo dire che la Proloco ha saputo lavorare bene a Proloco di Vittorio Veneto in questo periodo, in tutti questi anni, stati anni molto intensi, c'è stato anche il centenario. Devi veramente far fronte, devi avere capacità non solo organizzative ma anche gestionali dal punto di vista economico, che insomma non tutti sono in grado, insomma, ecco. Adesso la richiesta è abbastanza alta e noi, devo dire, c'è il riscontro anche delle persone, per cui vuol dire che stiamo facendo delle cose fatte bene, abbiamo sempre ottimi rapporti anche con l'amministrazione comunale, per cui un bilancio sicuramente positivo complessivamente per quanto riguarda anche i trascorsi degli ultimi 6 anni. Grazie Flavio, appuntamento anche con i nostri telespettatori, con i telespettatori della Tenda TV, è a Rive Divine edizione 2021.